Buongiorno a tutti. Oggi nuovo trekking, dietro di me la bella Giazza. Oggi sentiero Righetti, l'attacco si trova sulla Val Fraselle, dietro di me. Arriveremo a Cimalobbia farò la panoramica, andremo a Campofontana andremo ai Roncari, ai Tebaldi, farò vedere alcune chicche. Sentiero Righetti dedicato a Marco Righetti, scomparso nel 2009 sul Monte Bianco, e quindi non mi resta che iniziare il mio racconto. Naturalmente durante la settimana foto e video. Ci vediamo a Cimalobbia per una panoramica. Da Giazza, dalla bella Giazza, Mauro e gli amici di Carrega vi augura la buona giornata. Ed ecco qua il sentiero che porta ai Prusti di sotto. Attraversiamo il ponte e inizia l'avventura. Ora entriamo nel bosco, ma vi posso assicurare che i 13 gradi si sentono. Benvenuta felpa, si va. Camminare in mezzo al bosco con il suono dell'acqua che scende è una cosa unica, indescrivibile. Il sentiero Righetti è stupendo per questa cosa, perché si è a contatto con la natura al 100%. Oggi in particolare è molto carico, quindi le sensazioni sono ancora più alte. Usciti dal bosco arriviamo al bivio, dove sopra di me troviamo Prusti di sotto, mentre girando a destra si va verso Margaselle. Il fascino del silenzio è indescrivibile e siamo arrivati ai Prusti di sopra.
Naturalmente la zona è stata messa in sicurezza perché ci sono continui crolli, quindi onde evitare che qualcuno si faccia male. A questo punto prendiamo il sentiero 285, Madonna delle Scalette, 1 ora e 45, da lì arriveremo verso Cima all'Obbia. Si va! E si rientra nel bosco. E siamo arrivati in imbocco dove troveremo la Madonnina, anche se l'ultima volta non era in buono stato perché era rotta, ed è quella qua in fondo, purtroppo è rotta, non è stata cambiata. Superato il cancelletto elettrico, ora andiamo dietro le mie spalle e saliremo verso Cima all'Obbia. Ecco da dove siamo saliti, fate molta attenzione perché il sentiero non è molto segnalato, mentre davanti a noi troviamo il Monte Terrazzo e ora si va verso Cima all'Obbia. Scusate se vi disturbo, per Cima all'Obbia sempre dritto, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti, come promesso da Cima all'Obbia, panoramica a 360 gradi, davanti a noi Gramolon, a girare Zevola, Terrazzo, a sinistra vediamo il rifugio Gaibana, nello sfondo la cresta del Monte Baldo, lago di Garda, oggi si vede molto bene. Giù in basso abbiamo il Torla,
la gran pianura padana. Oggi si vedono anche gli Appennini nello sfondo, panorama meraviglioso. Sono salito da Righetti, guardate il gioco di nuvole in fondo. Cima Marana, più in basso abbiamo il rifugio Bertagnoli, e con questa panoramica Mauro e gli amici del Carrega vi dà la buona giornata, la buona continuazione di lavoro per chi è al lavoro, chiudendo con la croce che sia di buon auspicio per tutti. Ci vediamo per il finale. Buona giornata Mauro e gli amici del Carrega, Cima L'Obbia. Ed ecco scendendo che vediamo il rifugio Torla, dove si mangia benissimo, e qui tutta la valle che si apre. Questo punto è un punto panoramico favoloso. Ho voluto fare un fuoritraccia, sono sceso da quella boscaglia, quindi non fatelo, seguite il sentiero sterrato e noi proseguiamo dritti. Ed ecco noi Contrada Pagani. Adesso passeremo attraverso un vicolo stupendo, pieno di fiori. Questa contrada è unica, piena di fiori, bellissima. Ed ecco davanti a noi la chiesa di Campo Fontana, che ora andremo a visitare e dare un saluto al Signore.
e poi giù. E ora entriamo a salutare il Signore. Ci stiamo avvicinando alla contrada, in fondo ancora gli antichi impianti di sci, di risalita, Val di Chiampo, Crespadoro, vediamo sulla destra la nube d'argento e tra un paio di metri vedremo l'antica botteghetta dove ci si trova di tutto dentro. E sì, tutto sono alimentari di ottima qualità. Formaggi, salumi. La prima chicca, una volta sotto dove ora troviamo il parco giochi dei bambini, si teneva una festa, una sagra. Ed ecco in fondo la famosa botteghetta e tra un po' entreremo nella contrada. Il silenzio è assoluto, contrada Roncari. Ed ecco davanti a noi la biblioteca. Fantastico cosa siano riusciti a raccogliere a disposizione di tutti. Abbiamo una targa del 15 settembre 1944, ricorda che la contrada Roncari fu distrutta dall'esercito tedesco. Ora ci fermiamo al bar sotto la contrada Roncari e qui mangiamo un panino. Parte dai Roncari dove ho mangiato un panino buonissimo, ve lo consiglio, venite a mangiare il panino qua perché è buonissimo. La signora gentilissima, molti anni fa facevano anche da mangiare, ora purtroppo la signora non se la sente più, però il panino ragazzi è buonissimo. Ora la nostra direzione, usciti da
dei Roncari, si va verso Contrada San Giorgio e arriveremo poi al sentiero che porta i Gauli a altra contrada rimessa quasi a nuovo. Quindi oggi faccio vedere delle contrade che meritano di essere visitate nel rispetto sempre di chi le abita, ci tengo a dirlo, e quindi si va. In contrada Spagnoletti, quello che non mi stancherò mai di dire è: quando entriamo in una contrada, entriamo in una via di montagna, portiamo sempre rispetto a chi le abita, perché grazie a loro, grazie ai loro permessi, che noi possiamo fare i nostri trekking. Le contrade sono sempre, ci sono sempre dei capitelli. Questo del 1930, pensate, una stele. E ora attraverseremo la contrada Pelosi di sopra, Pelosi di sotto, per avvicinarci alla contrada Gauli. Qui siamo in località Nais, dove troviamo anche l'osservatorio astronomico Parco delle Alessinia, che è dietro di me. Vedete in fondo, dove fanno delle serate, bello partecipare, ma noi andiamo dritto, proseguiamo il nostro sentiero per Gauli. Questa è la strada vecchia che portava, una delle tre che portava a Campofontana. Ecco qua, guarderai. E qui troviamo un capitello disegnato sulla roccia, ma non è stato scolpito, del 1881. Quindi immaginate cosa ha visto questo capitello, le persone che sono passate di qua, e noi proseguiamo su questo sentiero. Stiamo entrando nella contrada del Gauli.
adesso siamo quasi arrivati a Giazza, la vedo davanti a me, vi darò tutte le informazioni del trekking di oggi. Buongiorno a tutti, come vedete mi trovo alla fontana di Giazza. Il trekking di oggi è stato di 19 km con 1100 metri di dislivello positivo. Ho fatto il sentiero Righetti, sono arrivato a Cima all'Obbia dove ho fatto la panoramica che avete visto. Sono sceso Campo Fontana, ho fatto i Pagani, i Roncari. Vi ho registrato delle chicche che durante la settimana nel video si vedranno. Pelosi di sopra, Pelosi di sotto, Gauli e Giazza. Un giro d'anello stupendo, davvero merita. Ho fatto dei fuoripista, quindi chi lo volesse fare, seguire la traccia, vada sul sentiero più grande, sulla carrozzabile, eviti il bosco che ho fatto io. Comunque durante il video si vedrà tutto quanto, e con questo non mi resta che augurare a tutti voi la buona giornata, il buon cammino. Come avete visto ho una nuova assistente, si chiama Heidi, del TG degli Amici del Carega, che mi darà una mano per tenere sempre aggiornata la pagina, ma le indennità non finiscono, ho altre idee in testa, e quindi auguro a tutti voi la buona serata. Come sempre Mauro, gli Amici del Carega.